Vittoria sofferta, importante e pesante della Pro Patria che nel match dell'ora di pranzo batte 1-0 l'Olbia, decisivo un rigore conquistato e trasformato da Aristidi Colai in principio di ripresa. È stata una partita dura, complicata perché l'Olbia ha giocato con determinazione, ha cercato in ogni modo di portare a casa punti utili per la salvezza, una squadra ben organizzata, quella diretta e allenata dal milanese Canzi che ha fatto fino in fondo la propria parte. Nel primo tempo la Pro Patria ha proposto un calcio più che discreto, appoggiandosi soprattutto sulla tecnica di Nicco, bene anche Pizzul sulla fascia sinistra, sicura la difesa. L'Olbia comunque non è stata a guardare. Nessun gol nella prima frazione, come anticipato l'episodio decisivo arriva in principio di ripresa quando Colai brucia in velocità altare, ingenuo nello spingerlo in area, per l'arbitro è calcio di rigore, inutili le veementi proteste dei sardi, dal dischetto Colai spiazza l'ex Tornari e firma il gol che risulterà decisivo. Poi reazione corposa, grintosa, volenterosa da parte dell'Olbia, ma la Pro Patria, imperniata sulla miglior difesa del girone, soltanto 13 gol subiti, regge con ordine, rischia poco, bene anche Mangano, schierato in porta al posto di Greco. Insomma, alla fine Pro Patria che vince per 1-0, altra partita senza subire reti e posizione consolidata in zona playoff.